Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. C'è tanta sostenibilità e tanta agricoltura nei prossimi servizi che andremo a vedere. Parleremo di Bisi in Festa, questa nuova rassegna voluta dalle Pro Loco del Veneto, ma andremo anche in quel di Cimadolmo, dove in queste ore si sta svolgendo la mostra degli asparagi, ovviamente di Cimadolmo IGP, e poi spazio a una nuova inaugurazione. Radico, un nuovo cash and carry dedicato all'ortofrutta, aperto in quel di Zero Branco. Ma vogliamo cominciare invece parlando della settimana della sostenibilità voluta dai nostri industriali. Si terrà dal 15 al 19 maggio la seconda edizione della Settimana della Sostenibilità, un evento fortemente promosso da Confindustria Veneto Est in collaborazione con la provincia di Treviso. Obiettivo: mettere in luce strategie e soluzioni, ma anche difficoltà e sfide nel percorso orientato alla sostenibilità come fattore chiave per uno sviluppo più inclusivo non solo delle imprese ma dell'intero sistema territorio. Una sostenibilità che sia virtuosa non solo per le aziende ma per il territorio stesso. Una settimana che non si rivolge solo alle aziende ma che si rivolge a tutto il territorio, perché noi possiamo lavorare alla crescita e al virtuosismo di essere sostenibili all'interno di un nostro perimetro che è quello industriale, ma deve crescere tutto il territorio. Si è sostenibili e quindi anche attrattivi se tutto il territorio va ad essere sostenibile. Un'edizione che si svilupperà nel segno del sociale, punti focali quindi la transizione energetica, la decarbonizzazione, ma anche le buone pratiche per garantire la sostenibilità sociale, la parità di genere, l'inclusione e la conciliazione vita-lavoro in azienda. Partiamo dal fatto che comunque è un momento di sintesi, se vogliamo, di quello che è stato fatto durante l'anno e anche di programmazione di quello che vorremmo fare. La parte sociale è importante, veniamo da un periodo difficile in cui un po' tutti siamo scossi da quello che è successo, però non è un buon motivo per fermarsi, quindi bisogna che cresciamo. L'impresa deve essere un luogo dove la gente si trova bene, dove può passare le sue 8-10 ore bene, perché poi se no non arriva a casa e non si gode quello che ha. Date alla mano quali sono le imprese che praticano la sostenibilità e come la praticano. Ad aprire la settimana di appuntamenti una ricerca sviluppata da Proetica e Fondazione Nord-Est. Si crea la base per la sensibilizzazione diffusa, non soltanto degli interessati, che in questo momento potrebbero essere le imprese e i professionisti, ma diffondere la cultura è a base di un comportamento futuro sull'atteggiamento e la propensione delle persone alla sensibilizzazione di queste tematiche. 43 in tutto gli appuntamenti tra i soggetti del territorio: imprese, scuole, università, pubblica amministrazione e start-up. Diamo luce all'innovazione, in questo caso sostenibile, e a differenza appunto dell'anno scorso che abbiamo interagito con le start-up all'interno del Parco dello Storga, quest'anno ci muoveremo nei luoghi dell'innovazione, proprio perché il tema è quello di iniziare a creare rete fra imprese, territorio, università e quindi il mondo dell'istruzione e appunto queste start-up che sono una punta di diamante per il territorio che è sempre di più in crescita e in evoluzione. Per la prima volta ad essere coinvolte sono anche le scuole primarie che raggiungeranno Sant'Artemio, cuore pulsante dell'evento. Tuttavia non mancheranno anche gli eventi nei territori di Padova, Venezia e Rovigo. È fondamentale in questo indirizzo di sostenibilità puntare sui giovani, perché crescono con l'automatismo della sostenibilità, mentre qualcuno deve cambiare il paradigma, qualche generazione un po' più datata, chiamiamola così, si deve adattare. I giovani diventa una normalità se glielo insegna sin da bambini.